Cari amici di Valdo TV, ben ritrovati. È estate, tempo di convivialità e di ritrovo. Ci troviamo a Milies di Segusino e questa sera andremo a scoprire la 7ª edizione di Calici sotto le stelle. Allora andiamo! Questa, diciamo, la 7ª edizione però è nata tutta quanta per restaurare la chiesetta qua a Milies. Poi dopo abbiamo visto che c'è un bel giro di persone e anche per portare la gente a Milies e siamo andati sempre avanti. Anche quest'anno già tutto full, già tutto pieno e tutto quanto. Qui la roba che sono più contento di tutto è che stasera ci sono quasi 100 persone che lavorano. Danno la forza di andare avanti a tutta questa gente che viene e speriamo anche in oltre anno di andare avanti ancora, ecco, questo è il discorso. E un grazie a tutti quanti gli espositori che ci sono qui, le cantine e anche le aziende agricole che dopo il lavoro gratis danno anche una parte di prodotti gratis perché sanno che tutto quanto il ricavato va tutto in beneficenza. La chiesa l'abbiamo restaurata completamente, diciamo che l'abbiamo resa come era del 1875. Abbiamo lavorato 5 anni per metterla a posto. Attualmente adesso c'è ancora un'infiltrazione d'acqua che per un altro anno, che sarà i 150 anni della chiesetta, determinare tutto quanto che sia come 150 anni fa. Sono 10 gazebi, 10 aziende agricole o altri e 10 cantine, quasi tutte da fuori, perché cantine a Segusino ne è solo una. E anche qua con le cantine di Valdobbiadene quest'anno ho avuto la richiesta di altri che volevano venire, ma purtroppo non ho posto e questo mi dà veramente speranza e voglia di andare avanti.